Ma guardi, io diciamo vorrei mantenermi tranquillo e sereno come sono stato per tutta la gara fino alla fine. Ora, se c'è un canovaccio scritto, noi questo non lo sappiamo. Se c'è una voglia di protagonismo sfrenata da parte dei direttori di gara, non so, ormai penso che i campi in sintetico si trovino ovunque, quindi il bello che già è di suo del campo non deve essere accompagnato necessariamente dal dimostrare di essere anche belli e bravi, necessariamente concedendo 6 minuti di recupero ci potevano stare e concedendone poi un altro, parlo di questa gara, e un altro ancora in modo tacito e occulto. Certo, all'8° minuto prendere il 3-3 insomma diventa un po' particolare. L'espulsione, che io non voglio commentare, il mister è stato chiarissimo, ma il dato reale è che ogni volta, non so cosa succede, ogni volta i direttori di gara si ergono a protagonisti e non riescono a concentrarsi assolutamente su quella che è la gara. Ora, perché voler dimostrare necessariamente contro di noi di essere bravi o essere, diciamo, con gli attributi nel poter assumere decisioni, come dire, difficili, quando basta semplicemente essere concentrati, lucidi, eccetera. Io spero che non ci sia qualcosa alla base che noi sconosciamo nel modo più assoluto. Così non si può andare avanti, perché obiettivamente diventa complicato gestire un campionato di promozione difficile come è il campionato di promozione, specialmente il girone B. E mi appello a chi di competenza per, non lo so, io il signor Guastella, mi pare, di Ragusa, non lo conosco, non l'ho mai visto, non saprei parlarne, spero solo che sia incappato in una giornata no e non in un, diciamo, momento di protagonismo. Sperando, ripeto, che gli errori passati anche in questo campo contro l'Aspra, a Geraci contro il Geraci, espulsioni gratuite, rigori non dati o dati, eccetera, ne prendiamo atto, ci stringiamo tra di noi, ma francamente siamo stanchi, siamo stanchi. Grazie.